Non passa giorno che AIFA non ricordi ai medici di segnalare eventuali reazioni avverse al vaccino che, essendo un farmaco, non può essere considerato esente da rischi. Una reazione avversa non è sinonimo di evento avverso, così come non lo è un effetto indesiderato. Ecco perché è importante segnalare e indagare per capire se vi sia un nesso causale fra gli eventi davvero sospetti e la vaccinazione. All'Ulse Dolomiti, così come in tutte le aziende sanitarie del Veneto, la segnalazione ad AIFA è un fatto culturale ed è fra gli obiettivi che la Regione ha dato ai direttori generali. Anche per i vaccini si sta facendo questa raccolta di tutte le segnalazioni che ci arrivano. Sui casi un po' particolari abbiamo istituito una commissione, il Dipartimento di Prevenzione si avvale di una commissione di esperti di diverse discipline che prendono in carico la persona, analizzano le problematiche che evidenziano, se necessario fanno degli approfondimenti. Ad oggi il 99% delle segnalazioni osservate dal Dipartimento di Prevenzione riguardano gli effetti principali indicati nei foglietti illustrativi dei vaccini: febbre, dolore, astenia. Il Dipartimento ha preso in carico un caso balzato agli onori delle cronache all'apparenza diverso, sul quale si stanno eseguendo verifiche con il team multidisciplinare, le cui conclusioni saranno rese disponibili alla parte scientifica e ovviamente comunicate alla diretta interessata. Nel bellunese attualmente oltre l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, l'esploa maggiore nella fascia d'età fra i 20 e i 29 anni. La somministrazione della terza dose è stata avviata e da oggi si sono aperte le prenotazioni online per le categorie fragili e per gli over 60 anche attraverso la chiamata attiva. L'incidenza dei positivi nell'ultima settimana è salita oltre il 61%, mentre la pressione negli ospedali è modesta. Oggi in pneumologia Covid si è registrato il decesso di un 84enne, mentre in area non critica sono ricoverati 3 pazienti. Viaggia a gonfie vele la somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali. Questo è un farmaco che sta dando degli ottimi risultati. Noi a oggi ne abbiamo somministrati 107. È il reparto di malattie infettive che contatta direttamente il paziente a casa per proporre la terapia, con la quale oggi si ha maggiore familiarità. Credo che su 107 terapie somministrate sia una persona che proposto la terapia abbia ritenuto di non aderire.